Locali chiusi, in vendita e gestori che hanno lasciato il lavoro. A 2 mesi dalla mareggiata la situazione delle attività a Zoagli. Senza passeggiata 3 strutture non possono essere raggiunte. E intanto a Zoagli sono iniziati i lavori di somma urgenza per pulire la foce del torrente Semorile, ma si aspettano i fondi per rifare la passeggiata a mare. Servono 800.000 euro. Pregare e fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione è uno dei passaggi forti della catechesi del Papa all'udienza generale dedicata al Padre Nostro. A Moneglia sarà realizzato un punto informativo e di vendita dei prodotti locali, verrà costruito con legno del territorio e sarà a risparmio energetico, il progetto del GAL Verderame. La luce del Natale è rappresentata in Alta Val Graveglia, oltre 20 figuranti per il presepe vivente a statale allietato dal coro Mani Bianche e da numerosissimi visitatori. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. L'apertura oggi è dedicata a Zoagli, che ha avuto 1.400.000 euro di danni per quanto riguarda la parte pubblica. Di questi 800.000 euro andranno spesi per rifare la passeggiata a mare, che è andata distrutta e che al momento impedisce di arrivare alle attività produttive chiuse per i danni subiti. Vediamo. Locali chiusi, strutture in vendita, gestori che hanno lasciato il lavoro. È la triste situazione degli operatori economici di Zoagli a 2 mesi dalla mareggiata. La passeggiata non si può percorrere e così alcune attività non possono essere nemmeno raggiunte. Per esempio Pietra di Luna, dove il mare ha distrutto muretti, anche di un certo spessore, cancelli, ringhiere, la pavimentazione, le vetrate, l'intera piscina e gli impianti, rete idrica, elettrica e fognaria. I soci stanno valutando i lavori necessari per ripartire, ma non è semplice e la stagione turistica già mette il fiato sul collo. Sul sito Mondo Balneare è in vendita il ristorante Marina di Bardi. La struttura, si legge, molto conosciuta e apprezzata da quasi 20 anni, era stata integralmente ristrutturata la scorsa stagione ed ora risulta danneggiata soprattutto nella parte esterna. Il ristorante L'Arenella ha subito la stessa sorte, è irraggiungibile e distrutto, il gestore ha dovuto lasciare il locale. Ancora un esempio, quello dei bagni Silvano tra la piazza di Zoagli e l'inizio della passeggiata a mare. La volontà di ripartire c'è, spiega Anna Nichel, ma i tempi preoccupano. Si riuscirà a ripristinare tutto per l'estate? Domanda. Lo stabilimento ha subito danni per 250.000 euro. Telepace aveva registrato le immagini del disastro il giorno dopo la mareggiata. E in diretta TV nei giorni scorsi la presidente di Ascom, Rapallo Zoagli, ha auspicato l'intervento del sindaco per rimettere a nuovo la passeggiata e permettere così alle attività di investire sul futuro. I gestori di Pietra di Luna a loro volta confidano nella pronta reattività del comune perché possa sistemare il collegamento senza ritardi, altrimenti sostenere i danni subiti sarebbe ancora più problematico, tenendo conto che da quell'unica via passano non soltanto i turisti ma anche le ditte che faranno i lavori di ripristino. Infine, i bagni Silvano chiedono che il Comune dia l'ok alla semplificazione burocratica, un documento che permetterebbe loro di partire subito con i lavori, evitando così altri adempimenti e lungaggini. I lavori per quei locali che possono essere raggiunti possono già iniziare a patto che non incidano sull'aspetto esteriore della struttura. Il problema ora però è capire se e quanti soldi arriveranno per poter effettivamente ripristinare almeno la parte a ponente della passeggiata a mare. Lei aveva promesso che i primi fondi che sarebbero arrivati sarebbero stati destinati proprio alla passeggiata di Ponente. Avete notizie in merito a questi? Allora, le notizie sono inizialmente sono stati finanziati 7,5 milioni e approvati, poi c'è stato un emendamento dell'onorevole Gagliardi, la quale ha avuto la prontezza di far mettere altri soldi e sono 8 milioni, perciò 8, 7, 15 siamo circa a 16 milioni, però 16 milioni Regione Liguria vuol dire partire da Sanremo e arrivare a Sarzana. Sicuramente parlando con l'ingegnere capo della Protezione Civile ci ha detto che stanno dividendo e quantificando le necessità e che nei primi 15 giorni del mese di gennaio dovremmo sapere qualcosa. Sicuramente noi la pratica della sommergenza l'abbiamo fatta, stanno lavorando liberando il torrente Semorile perché l'impeto del mare ha ostruito l'imboccatura. Nel momento che
ci arrivano i soldi e quanto ci arrivano, ci sarà un programma, un cronoprogramma di iniziare i lavori di infrastruttura della passeggiata. La priorità è dove c'è un esercizio, perché Zoagli senza passeggiata i posti di lavoro di questo locale, di quel locale, di quel locale, di quel locale diminuiscono, perché senza passeggiata gli viene meno qualcosa a Zoagli. Ecco, queste attività produttive hanno già potuto iniziare i lavori? Siete riusciti in qualche modo ad agevolare l'avvio, quantomeno del ripristino delle strutture che si possono ripristinare? Ecco. Allora, gli aspetti privati, a prescindere dalle leggi, se non modificano gli aspetti architettonici, sicuramente possono iniziare. Sono iniziati a Lavagna i lavori per sostituire gli impianti di pubblica illuminazione. Sono 270 i punti luce che vengono cambiati in queste settimane. I vecchi corpi illuminati con sorgente al sodio vengono sostituiti con i nuovi corpi a LED dotati di riduzione di flusso. Nell'arco di un anno si prevede di risparmiare 25.000 euro. La sostituzione è già avvenuta in via Moggia, via Fieschi, piazza della Libertà, via Filzi, via Sanguinetti, via Rocca Tagliata. Le prossime zone che saranno interessate dai lavori saranno la Sovrappiastra del Porto, salita allo Scoglio, via San Gabriele, parte di via Garibaldi ed alcune zone delle frazioni. I lavori vengono eseguiti direttamente da personale comunale e comportano un investimento di circa 55.000 euro, finanziato in gran parte con il contributo erogato dal Ministero dell'Interno, grazie ad una disposizione che prevede il rimborso integrale degli oneri delle commissioni straordinarie dei comuni sottoposti a commissariamento solo per quanto riguarda le spese di investimento. Apriamo ora la pagina ecclesiale con l'udienza generale di Papa Francesco. Essere certi che Dio risponderà alle nostre preghiere, che nessuna rimarrà inascoltata, e per questo Gesù invita a pregare con insistenza. È quanto ha ricordato il Papa stamani nella catechesi in aula Paolo VI, che riflette sul brano del Vangelo di Luca, dove Gesù dice: chiedete e vi sarà dato. Filo rosso della sua riflessione, dunque la preghiera che, assicura il Papa, trasforma la realtà o il nostro cuore con il dono dello Spirito Santo. Pertanto pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione. Alla fine della vita, infatti, c'è un Padre che ci aspetta con le braccia spalancate. Consola sapere che Gesù prega per me. Sentiamo un passaggio della catechesi. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. La preghiera trasforma, sempre. Trasforma la realtà. Se non cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù ha promesso il dono dello Spirito Santo a ogni uomo e a ogni donna che prega. Possiamo essere certi che Dio risponderà. L'unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che Lui risponderà. Magari ci toccherà insistere per tutta la vita, ma Lui risponderà. Ce lo ha promesso. Lui non è come un padre che dà una serpe al posto di un pesce. Non c'è nulla di più certo. Il desiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore un giorno si compierà. Nel piano di sviluppo rurale 2014-2020 c'è una misura per la valorizzazione delle risorse forestali e della filiera del legno. Il Gal Verde Rame ha colto l'occasione per avviare in Valpetrone un progetto pilota davvero originale, costruire una piccola casetta in legno che potrà essere usata come punto di informazione e vendita di prodotti locali. Sentiamo. Utilizzo del legno locale e risparmio energetico sono i due aspetti sui quali verte un'iniziativa pilota del Gal Verde Mare, la cui progettazione è in corso. L'idea è di utilizzare il patrimonio boschivo per realizzare un prototipo di casa in legno a basso consumo secondo un modello tipo casa clima. Il costo è di 200.000 euro, di cui 170.000 a bando, e partirà a giugno. Se tra le parti coinvolte deve essere ancora siglato l'accordo, è stata invece trovata la location che ospiterà il progetto, Moneglia, città che in tutto il Galles ha un ottimo rapporto con il turismo.
In particolare, la struttura sarà realizzata nelle vicinanze del cinema. Dopo l'intesa con l'amministrazione e dopo i sopralluoghi, i tecnici sono al lavoro per progettare la struttura. Sarà un luogo dove poter dire ecco come investire il legno locale, che arriverà dall'entroterra genovese e dalle valli Trebbia, Aveto, Graveglia, Sturla e Petronio, e come può essere utilizzato in ottica di risparmio energetico. Abbiamo chiesto i dettagli alla presidente del GAL. Dobbiamo immaginarci una struttura non molto grande, in legno, dove si farà che cosa? Esattamente, una struttura in legno di una circa 60 metri quadrati, questa è la disponibilità poi finanziaria che c'è anche sul bando che ci permette una costruzione di questa metratura, per un uso un po' diverso da quello abitativo. Questa struttura verrà adibita come punto informativo e turistico, naturalmente, e poi sarà anche adibita a punto vendita dei prodotti che vengono dal territorio del GAL. È previsione anche nel nostro, progetto di dedicare questa struttura anche a una sorta di mercato settimanale per i prodotti freschi. Quindi diventerà pronto un punto attrattivo del territorio posizionato nel comune dove vi è il maggior passaggio di turisti, quindi parliamo di 220.000 presenze turistiche durante l'anno e soprattutto di turisti stranieri. Il GAL Verde Mare ha inoltre prorogato i termini per partecipare a 2 bandi, quello per gli agriturismi che scade il 14 gennaio, quello relativo alle strutture ricettive il 31 gennaio. Il 15 gennaio invece partirà un ulteriore bando che riguarda lo sviluppo della rete dei mercati locali e per la realizzazione di strutture turistico-didattiche come musei, allestimenti e così via. È dedicato agli enti pubblici come comuni e parchi. Il bando scadrà il 15 aprile e il contributo massimo che si potrà ricevere ammonta a 100.000 euro, mentre l'intera dotazione finanziaria assegnata è pari a 326.000 euro. Il giorno dell'Epifania al borgo di Statale in Alta Val Graveglia si è animato con il Presepe Vivente, un appuntamento ormai della tradizione che ogni anno si rinnova con la partecipazione di tutti gli abitanti e la visita di numerosi ospiti. Un tuffo nella tradizione del passato con un presente ricco di entusiasmo. Il Presepe Vivente nelle comunità dell'Alta Val Graveglia è sempre un momento coinvolgente di aggregazione che richiama numeroso pubblico da tutto il comprensorio. Quest'anno ad ospitare la sacra rappresentazione è toccato al borgo di Statale, partendo da quella che ha rappresentato per lungo tempo una risorsa del territorio, lo stabilimento Santa Rita, per poi raggiungere la chiesa parrocchiale. Tanti figuranti che si sono prestati per l'occasione. Abbiamo i 3 re magi, poi noi tutti ci siamo vestiti. Poi ci sono tutti i mestieri in paese, ce ne saranno una ventina tutte in paese, e poi c'è la parte mangericcia dove c'è la polenta, testaglieux, e tutte quelle cose, le galline eccetera eccetera. Cosa ha preparato oggi da mangiare? Guarda, ho preparato i fagioli a semì, c'è il vin brûlé, poi c'è il pane con lardo e via, tutta roba dopo le feste, da qui in avanti insalata. Il Presepe Vivente offre l'opportunità di riunire gli abitanti rimasti in questa porzione di territorio e favorire il ritorno di chi è originario del luogo. Il tutto senza perdere il senso della natività rappresentata nel giorno dell'Epifania. Il Presepe, in particolare l'Epifania, sono un momento in cui ci viene detto qualcosa sulla bellezza, no? Sull'uomo che cerca la bellezza e che la scopre in Gesù, in questo Dio che si è fatto bambino, che è diventato bambino. E quindi per i bambini è stato molto bello e molto importante partecipare, fare delle prove al coro delle Mani Bianche, a cui hanno partecipato con una certa vivacità e insomma spero che poi abbiano scoperto anche qualcosina per loro stessi, che li porti al significato autentico del Natale. Ecco.
E parliamo ora di un appuntamento che troviamo pubblicato anche sul nostro sito teleradiopace.com, un appuntamento atteso dalle famiglie dei giostrai che in questo periodo sono a Chiavari con il Luna Park. Domani il Vescovo celebrerà la Santa Messa per tutti i lunaparchisti a Chiavari. Il momento atteso è preparato dalle famiglie nel corso degli anni che hanno instaurato un legame con la diocesi. L'Eucaristia sarà celebrata alle 10:30. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, tutti gli altri aggiornamenti. Avvenire, Unione Europea e Conte premono per lo sbarco a Malta, più vicino all'intesa tra gli Stati europei per l'approdo dei migranti. Salvini frena ancora, giornata di trattativa per i 49 sulle navi e i già soccorsi, rinnovo per i corridoi umanitari. E sotto a Rosarno, case per i lavoratori, ma il sindaco le vuole. Contese le abitazioni per gli stagionali costruite ma mai utilizzate, adesso addirittura abusivamente occupate. Pensioni di invalidità, aumenti solo per 260.000 persone, incrementi limitati ai poveri, leader della Lega fare di più per le famiglie. E parla il vescovo di Taranto Santoro, l'Ilva sarà laboratorio di ecologia. Stati Uniti, Trump, iter urgente per fare il muro, e a Torino ricostruito l'esofago a bimba di 3 anni. Andiamo a vedere all'interno di Avvenire, mangiare per la prima volta, così Alice è rinata a 3 anni, il miracolo all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove alla piccola è stato ricostruito l'esofago, il racconto dei genitori a cui è stata data in affido per le cure. Sogniamo di darle caramelle. Siamo sul secolo XIX, un fondo da 1.300 milioni per aiutare Carige, e scoppia il caso Conte, il PD, il capo del governo in conflitto di interessi con la banca, ma lui replica è falso. Mattarella intanto ha firmato il decreto, il retroscena svelato quest'oggi da Lorenzo Cresce e Gianluca Paolucci, il filo tra Palazzo Chigi, Alpa e Mincione, e il commento di Marco Zatterin, ora sull'esecutivo pesa l'incubo della recessione. Indagine antitrust europeo, a rischio l'accordo tra Fincantieri e STX, la fabbrica francese, e poi l'intervista al presidente dell'Inps Boeri, famiglie penalizzate dal reddito di cittadinanza, e le previsioni: in Liguria sono 125.000 i potenziali beneficiari, ma i soldi mancano. A fondo di Bruxelles anche i porti paghino le tasse, il contenzioso con l'Unione Europea. E poi la mappa, danni mareggiata, ecco le prime risorse per il Levante Ligure, le leggiamo appunto sulla prima pagina del Levante, 2 milioni di euro per riattivare la 227 tra Paraggi e Portofino, approvati i conti dell'emergenza, 8 milioni stanziati da Stato e Regione per la Liguria, a Rapallo 208.000 euro, a Portofino 480, a Santa Margherita 172.000 euro, parla l'assessore alla protezione civile Gianpedrone. I fondi coprono le esigenze di tutti i comuni feriti dalla mareggiata. E intanto è ripartito il traffico a senso unico alternato, spiaggia degli Archi a San Michele di Pagana è tornato il semaforo. Per Sestri Levante invece il 2019 è l'anno dei ponti, riapertura e collaudi e stop alle criticità, 3 sono ancora chiuse a seguito delle verifiche post Morandi, e sono il ponte in contrada Pastella, quello di fino 800 in via Pian del Fiume e la passerella pedonale sul torrente Gromolo. Obiettivi mirati per il Comune nel 2009, ecco tutti gli interventi. La cronaca con un intervento della polizia di Genova che ha arrestato un 27enne straniero per il reato di furto aggravato in concorso. Tutto è avvenuto nella zona di Principe. Una donna ha chiamato il 112, si è accorta che scendendo dall'autobus molto affollato 3 ragazzi l'avrebbero spintonata ed altri passeggeri l'avrebbero avvisata che con questa mossa le avevano sottratto il portafoglio. La donna ha inseguito uno dei 3 ragazzi e ha chiamato nel frattempo il 112 descrivendo il fuggitivo. I poliziotti del commissariato Prelo hanno riconosciuto immediatamente nei pressi dell'ingresso della metro a Principe. In tasca aveva i soldi che aveva sottratto al portafoglio della donna, che poi aveva gettato sotto una macchina. Il portafoglio è stato recuperato e restituito alla persona derubata insieme ai soldi. Andiamo in redazione per vedere se ci sono altri aggiornamenti per noi oggi. Maurizio Garreffa.
Grazie Cristina, un saluto a tutti. Ancora un fatto di cronaca che ci porta a Genova, dove questa mattina intorno alle 8 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Erzelli, siamo nella zona di Cornigliano, nei pressi dello svincolo per l'aeroporto, per l'incendio di una baracca. Vedete anche le foto. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il cadavere di un uomo che viveva all'interno. Le cause sono in via di accertamento, probabilmente si trattava di un senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti il nucleo investigazione antincendio territoriale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e il 118. Per estinguere l'incendio è stata inviata anche l'autobotte per il rifornimento di acqua. È tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, abbiamo ancora una notizia di sport, pallanuoto, e dopo la sosta natalizia riprendono i campionati di pallanuoto e le prove regionali di nuoto. La prima squadra del Lavagna 90 affronterà sabato prossimo alle 18 nella piscina di casa il Brescia Waterpolo nel turno di campionato di Serie A2. Una partita importante per la squadra di Andrea Martini, che dovrà cercare di fare sua l'intera posta in palio per mantenersi in scia nella zona playoff. Sempre sabato gli Under 15 giocheranno nella piscina del Parco Tigullio alle 16 contro la Prorecco, mentre domenica 13 alle 9 scenderanno in vasca gli Under 13 che sfideranno in trasferta il Bogliasco. Nel fine settimana inoltre a Lavagna si terrà domenica la prova regionale per gli esordienti A e B di nuoto, con inizio riscaldamento alle 14:15 e le gare che dureranno dalle 15 alle 19. E con questa notizia di sport si conclude questo appuntamento con l'informazione. Il notiziario serale in onda alle 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.